Vogliono estenderlo, vogliono aumentarlo e mi piacerebbe sapere davvero cosa ne pensa la Lega, cosa ne pensa Zaia rispetto ad una proposta che loro hanno voluto non fosse applicata ai veneti. Non piace la proposta di estendere il contributo d'accesso anche ai veneti, anzi accende ancora di più lo scontro tra chi il ticket l'ha prima ideato e poi applicato. Si continua a fare sperimentazioni senza avere un'idea reale di come si possa affrontare il tema dell'overtourism a Venezia. Io penso che il ticket d'accesso così non risolve il problema, fa fare cassa ma non diminuisce il numero dei turisti. Serve, secondo il candidato sindaco, un modo nuovo di gestire il turismo partendo dall'organizzazione della città. Il turismo è una grande forza per Venezia ma non può svuotarla ed è per questo che non si risolve il problema con un ticket ma si risolve programmando meglio i flussi turistici, si risolve diversificando le politiche turistiche, aumentando la stagionalità, proteggendo quelli che sono i luoghi più fragili ed è quello che noi faremo. Ho l'impressione che nel centrodestra ci sia confusione tra le forze politiche e ci sia di fatto una certa incoerenza che non va a vantaggio della città e del suo futuro.